Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia, leggiamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, leggeremo il capitolo 6, dal verso 22 fino al verso 59. Giovanni, capitolo 6, dal verso 22 fino al verso 59. Appena trovato vi invito a alzarvi in piedi. Alleluia, onoriamo il Signore, amen. Amen. Onoriamo la sua parola. Alleluia, Dio sia lodato. Amen. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi dunque gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore è un insegnamento che Gesù diede un giorno nella sinagoga di Capernaum, ed è l'insegnamento che Gesù vuole dare ancora in questa mattina ad ognuno di noi. Alleluia. Gesù è il pane della vita. È vero? Amen. Amen. Poco prima Gesù aveva sfamato una folla numerosa. 5.000 uomini, senza contare le donne e i figli, erano state sfamate da Gesù. Aveva moltiplicato 2 pani e 5 pesci, e un'intera folla era lì, dopo aver mangiato, che ancora cercava Gesù. Gesù si era allontanato, ma ancora la folla era alla ricerca di Gesù. Io credo che ancora ci siano tante persone alla ricerca di Gesù. Cercano di Gesù, vogliono trovare Gesù, ma non lo riescono a trovare. E tante volte mi rendo conto che anche tra i credenti, pur dichiarandosi credenti, c'è chi sta cercando Gesù. Non dovrebbe essere così, perché dovremmo testimoniare tutti di aver trovato la vita eterna. Amen. È vero? Amen. Dovremmo testimoniare tutti con gioia: ho trovato Gesù, la mia vita è cambiata. Gloria al Signore. Ma c'è un impedimento dentro. Questo impedimento è dovuto al fatto che non si è mangiato quel pane che è sceso dal cielo. Capisco che è una dura realtà, però vedete, Gesù non aveva mezzi termini. Gesù parlava in modo chiaro, e io voglio essere altrettanto chiaro. Gesù diceva alla folla: voi mi state cercando non perché avete creduto in me, ma perché vi ho sfamati. Avevate fame, non avete speso denaro, e io vi ho sfamato. Ed è bello quando non spendi soldi e ti danno da mangiare, vero? E questa folla voleva ancora essere sfamata da Gesù. Voi mi cercate perché io vi ho dato da mangiare, non perché avete creduto in me. E allora la folla dice a Gesù: tu vuoi che noi crediamo in te? Ma fai un miracolo in modo che noi possiamo credere in te. Ma come? Poco prima ha fatto un miracolo il Signore, no? Non ha moltiplicato 2 pani e 5 pesci, non è un miracolo? Amen. Ma ancora la gente, siccome è accecata e siccome non ha assimilato quel pane che è sceso dal cielo, fa questi ragionamenti. Possiamo definirli insensati. Amen.
dacci ancora un miracolo affinché noi crediamo. Tu dici che noi dobbiamo credere in te, ma tu chi sei? Eppure lo stavano cercando. Ma tu chi sei? I nostri padri ci hanno dato del pane. Si riferivano a Mosè, no? Quando il popolo di Israele era nel deserto. E loro pensavano che Mosè aveva provveduto loro la manna dal cielo, il pane che scende dal cielo. E Gesù chiarisce, no, non sono stati i vostri padri. Non è stato Mosè, è stato Dio a darvi da mangiare. Amen. Amen. Mandando dal cielo quella manna che vi ha nutriti. E poi in modo chiaro dice, io sono il pane che scende dal cielo e che Dio ha provveduto per voi affinché ne mangiate e vivrete. Amen. Amen. Ma questo discorso era un discorso spirituale. E certi discorsi spirituali si possono comprendere solo se si è spirituali. Siete d'accordo? Amen. Se si ha il senso delle cose di Dio. Se veramente comprendi la parola di Dio, hai un cuore che è aperto alla parola di Dio e recepisci la parola di Dio. Ora il Signore dice che desidera essere assimilato nel cuore dell'uomo. Amen. Amen. Non possiamo solo accostarci alla parola del Signore e ascoltare una meditazione o fare una lettura sporadica senza capire lo spirito della parola. Amen. Non so se siete d'accordo, Amen. Amen. ma Dio ci chiama a crescere, a essere Amen. coerenti, ad essere figli di luce. Amen. Ci chiama a sentire la sua presenza, o no? Abbiamo cantato Dio è qui con noi. Ma come lo abbiamo cantato? Credendoci o andando dietro a uno che canta? Dio è qui con noi. Amen. È sicuro come l'aria che respiro. Amen. Dio è qui con noi. Amen. Amen. Alleluia. E se credo che Dio è qui con noi, io so che questo luogo è un luogo santo. Amen. Amen. Entriamo in questo luogo santo per offrire il nostro culto a Dio, che è 3 volte santo. Amen. Amen. Gloria al Signore. Vedete, al Signore non è mai interessata acquisire folle. Ciò che andava detto doveva essere detto. Perché anche ciò che apparentemente può far male, puoi anche, sentirti accusato, se quella parola viene dal cielo, ti farà solo del bene. Amen? Amen. Alleluia, credo che a nessun figlio faccia piacere una parola forte da un genitore. Però le parole forti sono necessarie per i figli, affinché i figli possono recepire quel rimprovero, se lo recepiscono. Se non lo recepiscono è male, ma quando viene recepito il rimprovero produce sempre buoni effetti. Gloria a Dio. Amen. Ora hanno chiesto, ma che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Una domanda lecita, semplice. Ma Gesù dà altrettanto una risposta semplice e disarmante. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E questa è l'opera di Dio. Chiede cose difficili il Signore. Devi solo credere. Amen. Amen. Credi in Gesù. Ma spesso anche come credenti dimostriamo di credere poco o niente a Gesù. Perché a volte siamo noi che lo facciamo bugiardo, perché non crediamo veramente alla parola del Signore. Se credessimo alla parola del Signore, allora quando si presenta un problema, una difficoltà, qualunque cosa che te ti abbatte, ti butta giù,
E ce ne sono di cose che ci abbattono, ci buttano giù, vero? Amen, amen. Sai che è tutto nelle mani di Gesù. Amen? Non ti fermi, ma continua ad andare avanti, perché la tua vita continua. Non può essere fermata da niente, da nessuno, da circostanze ostili, ma tu vai avanti, perché sai che stai seguendo Cristo Gesù, il Signore. Amen? Amen. E sai che i tuoi problemi possono essere risolti. Tu li vedi in un modo esageratamente grande, ma per il Signore non sono problemi irrisolvibili. Non c'è niente che il Signore non possa fare. Amen? Amen. Spesso ci lasciamo condizionare troppo da una vita, come dire, di ansietà, di nervosismo, di inquietudine. Amen. Eppure crediamo in Gesù. Amen. È sbagliato. È un paradosso. È una contraddizione. Se credi in Gesù, credi che Gesù vuole benedire la tua vita. Amen. Amen. Se credi in Gesù, sai che devi pregare e credere nel Signore. Amen. Amen. Se credi in Gesù, sai che se hai un bisogno, devi inginocchiarti e pregare il Signore. Amen. E Dio può risolvere quel tuo bisogno, quel tuo problema. Amen. Amen. Alleluia. Essere credenti è una grossa responsabilità. Credente vuol dire anche essere testimone. Voi siete i miei testimoni, dice il Signore. Amen. Ma di cosa devi essere testimone? Della persona che hai conosciuto. Ieri, quando testimoniavamo in piazza a Pieve di Cadore, ho raccomandato, dite la vostra esperienza. Lasciamo stare la dottrina, diversità di religione. Dio non è una religione. Ma tu hai fatto un'esperienza, che devo dire? Ma hai conosciuto Gesù? Sai che Gesù ha fatto qualcosa per te? E quello devi dire. Non ti devi inventare niente. Il problema nasce quando non senti di dire qualcosa. E allora ti dico, interrogati. Torna sui tuoi passi. Ricerca di nuovo il Signore e realizza veramente la salvezza vera nella tua vita. E allora avrai cose da dire. Ieri Regis, ho chiamato Regis, Regis, la tua testimonianza. Io che devo dire? Dai, quello che il Signore ha fatto per te. E poi ha parlato. Grazie a Dio ha detto la sua testimonianza. Perché il Signore ha fatto qualcosa. Non dimentichiamo quello che il Signore ha fatto per noi. A me? Non lo puoi dimenticare. Se lo hai dimenticato, vedrai che lo Spirito Santo te ne ricorderà. Ti ha dato vita eterna. Amen. È poco? Ti ha dato la vita eterna. Oh, Amen. è poco? Nell'ultimo giorno dice quello che il Signore, il Padre mi ha dati, io li risusciterò. Amen? Amen. Sai cosa significa? Che la tua esistenza terrena finirà qui sulla terra, ma tu continuerai ad esistere. E se hai accettato Gesù nella tua vita, continuerai ad esistere alla presenza di Dio. Amen? Per sempre. Gloria a Dio. Non ti rende felice questo? Non ti rende felice che hai la vita eterna? Amen. Alleluia, sono felice. Perché so da dove il Signore mi ha tratto fuori. Dalla morte eterna. Dalla morte spirituale. Alleluia. Ha versato il suo sangue per me. Alleluia, l'ho fatto mio, ho assimilato Gesù, l'ho fatto entrare nella mia vita. E ho sentito che i miei peccati sono stati presi e buttati. Il Signore ha fatto un'opera di rigenerazione, di pulizia dentro di me, cambiando i miei pensieri, i miei sentimenti, le mie attitudini, i miei desideri. Da quando il Signore mi ha salvato, ho solo desiderato servire il Signore.
e ho messo in secondo piano lavoro, desideri, quello che poteva essere la realizzazione personale, perché volevo realizzarmi e voglio ancora realizzarmi nel Signore. Amen. In Lui è la vita, in Lui è la gioia, in Lui è la felicità. Alleluia! La tua felicità non può essere la tua famiglia. Perdonatemi. La tua felicità non possono essere i tuoi figli. La tua felicità è Gesù. Amen. Sappilo accettare. È una dura realtà, è così. Forse un giorno lo capirai. Ma è così. Perché in questa terra tutto può deluderci. Amen. Ah sì, fratello, i figli possono deluderci. Genitori, parenti, amici, conoscenti, il lavoro ti delude. L'Apostolo Paolo dice: se io vivessi per questa vita terrena, per questa vita, sarei il più miserabile degli uomini. Ma io vivo per Cristo. Il mio vivere è Cristo. Amen. Amen. Io sono il pane della vita. Gesù dice chiaramente a quella folla: voi mi avete visto, eppure non credete. E purtroppo in chiesa, nella chiesa, non parlo di questa chiesa, parlo della chiesa in generale, universale. Purtroppo ci sono persone che hanno visto la gloria di Dio, ma non riescono ancora a credere. E vanno in cerca sempre, continuamente, di quei miracoli esaltanti, di quelle corali meravigliose, di quelle chiese piene. Ma questa è una visione distorta della grazia di Dio. Una visione vera è credere che quando 2 o 3 sono radunati nel nome di Gesù, Lui è presente. Amen. E quando credi questo, non ti importa se la chiesa è numerosa, è poca, se 6, 10, 12, 2, c'è Gesù. Amen. È lo stesso Gesù, sai? Amen. Amen. Alleluia. Quando hai una visione vera della grazia di Dio, non tieni neanche conto se hanno cantato bene, hanno cantato male, se hanno suonato bene, hanno suonato male. Certo, l'occhio vuole la sua parte, una realtà umana. Ma che importa? L'importante è che si è lodato il Signore. Amen. Con l'ordine dovuto. A me? Amen. Ma se c'è qualche stonatura, che cosa dobbiamo fare? Dio continua ad essere lodato lo stesso. Amen? Amen. Perché? Perché cantiamo col cuore. Perché abbiamo preso il pane che è sceso dal cielo. Amen? Amen. Alleluia! Chi crede in me ha vita eterna, dice il Signore. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Qualcuno dice: ma Gesù vuole che siamo carnivori? No. Dato che pensate sembra mangiare. Carne, mangiate me. Lui si è dato. Amen. Quando ha spezzato quel pane, cosa ha detto? Questo è il mio corpo, prendetene, mangiatene. Amen? Amen. E quel sangue che egli ha versato sulla croce, che cos'era se non salvezza per me e per te? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa rivelazione gli è stata data dallo Spirito a Giovanni il Battista, vedendo suo cugino, sapete, erano cugini, Vedendo suo cugino, non poté che dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Amen. Gesù è il pane della vita. Alleluia, Gesù è il Redentore dell'anima nostra. Amen. Amen. Alleluia. Gesù è il Signore dei signori, è il Re dei re. Amen. Alleluia. Alleluia. Alla fine Gesù conclude il suo discorso dicendo: questo è il pane che è disceso dal cielo. Gesù è venuto dal cielo.
Possiamo dire amen? Amen. Non è stato concepito con seme umano corruttibile, ma è Gesù, è venuto dal cielo. Amen? Amen. Dio ha usato una donna benedetta, vergine, non aveva conosciuto marito. Dio ha usato questa donna. Dio si è fatto uomo. Amen? Amen. La parola di Dio si è fatta carne. Amen? Amen. Ed ha abitato un tempo tra noi, dice Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno conosciuto. Primo capitolo di Giovanni. Gloria al Signore. Ieri abbiamo letto semplicemente, alternandoci, a parte un po' di meditazione che ho fatto un paio di volte, ma principalmente abbiamo letto l'Evangelo di Giovanni, dal primo capitolo. Ecco, il pane, il semplice pane. Dice, ma cosa fai? Una lettura? Ma è parola di Dio. Qualcuno avrà ascoltato qualche concetto, si sentiva anche poco, purtroppo avevamo un altoparlante piccolo, ma credo che qualcosa sia avvenuto. Anche se non vedo, io so che è avvenuto qualcosa. Intanto il seme è stato sparso. Amen? Alleluia! E Dio farà la sua parte. Gloria al Signore, ma quello che mi preme ancora sottolineare, ribadire, che noi credenti dobbiamo mangiare di questo pane e dobbiamo stare attenti a ciò che mangiamo di estraneo. Sapete, a volte ad alcuni piacciono gli inviti, no? Ti invito a casa mia, ti invito a casa mia, ti invito a casa mia, ti invito a uscire, ti invito di qua, ti invito di là. Ma mentre siamo in certi contesti, guardando, ascoltando, entrano dentro di noi certe cose che invece non dovrebbero entrare. E quello che entra va in contrasto con quel pane che è sceso dal cielo. Perché ciò che assimiliamo da altri, da altre persone, da altri contesti, non viene dal cielo. Siete d'accordo? Amen. Non viene dal cielo. Ciò che viene dal cielo contrasta con ciò che è qui, che invece che regna sulla terra. Preferiamo il cibo che scende dal cielo. Amen? Mangia di questo pane. Apri il tuo cuore a Gesù, fallo entrare nella tua vita. Arrenditi al Signore, rinuncia a te stesso. Ma come? Cosa vuol dire rinunciare a me stesso? Rinuncia a te stesso. Anche a capire certe cose non riesci a capirle, rinunciaci. Dai spazio allo Spirito Santo e vedrai che è Lui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Te lo dico anche io per esperienza. Molte cose che non capivo prima, le sto capendo adesso. Ho 50 anni. Faccio 51, giorno 30. Sono nato in una famiglia di credenti. Ma ora sto capendo qualcosa. E faccio, ora ho capito. E l'anima mia si sazia e gioisce nel Signore. Perché comprendo che è lo Spirito Santo che mi fa capire qualcosa. Amen. Amen. E anche se non capivo niente, o pochissimo, continuavo a servire il Signore e fare quello che mi potevo fare e che continuo a fare quello che posso fare. Gloria a Dio. Mangiamo del pane che scende dal cielo e vedrai che la tua vita cambierà. Capirai cosa vuol dire essere calmi e sereni, non essere ansiosi. Lo capirai se prendi il pane che scende dal cielo. Amen. Guarderai gli altri non come ostili, persone sempre ostili. Guarderai gli altri come strumenti del nemico che minano la tua pace, e quindi ti comporterai di conseguenza. Come? Non affrontandoli di petto, ma con la preghiera.
con la preghiera, Amen. se prendi il pane che scende dal cielo. Amen. Amen. Gesù mica li affrontava di petto i suoi nemici. Anzi, Padre, perdonali, ti prego, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che hanno fatto. A quel soldato a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, mica Gesù aveva detto a Pietro: hai fatto bene Pietro, bravo, se lo meritava. No, il Signore è subito intervenuto per guarire quel soldato e riaveva di nuovo l'orecchio. Amen. Amen. Perché Lui è il pane che scende dal cielo. E se il pane che scende dal cielo è dentro di te e ti cibi, non una volta sporadicamente di questo pane, ma ti cibi sistematicamente di questo pane, la tua vita sarà sazia. Ti sentirai soddisfatto. Ti guarderai attorno e dici: ma non ho niente, perché mi sento felice? Sì, perché Gesù è nel mio cuore. So che vive, prego, sento la sua presenza. Gli posso raccontare ogni cosa, so che lui mi capisce. Amen. Amen. Alleluia. Gli confido un bisogno e vedo subito la risposta. Alleluia, perché ti cibi del pane che è sceso dal cielo. Gloria a Dio. Fratelli, Dio ci aiuti. Amen? Amen. Dio può fare ogni cosa. Ma una cosa che non può fare, perché Lui non vuole fare, è forzare ognuno di noi ad essere come Lui vuole che noi siamo. Lui fa solo delle richieste al Signore e ci parla, ci fa comprendere cosa vuole che noi rinunciamo in noi stessi, su di noi, per piacergli ed essere dei figli graditi. Potrebbe obbligarci ad essere come Lui vuole, ma non lo fa, perché ci ama. Dipende da te e da me. Cosa vuoi essere? Ti basta frequentare la chiesa una volta la domenica e manco tutte le domeniche? Continua così. Hai capito che non basta? Applicati. Leggi di più la parola, prega. Passa più tempo con questa persona meravigliosa che si chiama Gesù. Perché Lui è il pane che scende dal cielo. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.